Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità della nostra squadra del cuore. Vai al video. Il quarto acquisto del Napoli è in arrivo. Dopo aver confermato gli acquisti di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci e aver chiuso l'affare per Noah Lang, il Napoli ha finalizzato l'accordo con il Bologna per Sam Beukema. Sarà il secondo acquisto difensivo di Antonio Conte e il club avrà 4 nuovi giocatori di alto livello pronti ad unirsi ai campioni d'Italia prima del ritiro di Di Maro del 17 luglio. Napoli e Bologna hanno definito tutti i dettagli, con Beukema pronto a firmare il contratto che lo legherà ai campioni d'Italia. Beukema passerà al Napoli per 31 milioni di euro più bonus. L'accordo è stato raggiunto a tutti gli effetti, come riportato da Fabrizio Romano. I due club si stanno scambiando documenti, rappresentando un acquisto significativo per gli azzurri, che continuano a compiere importanti mosse in questa sessione di calciomercato. Si tratta di una plusvalenza significativa per i rossoblù, che avevano acquisito Beukema dalla Z Alkmaar per 10 milioni di euro 2 anni fa. Dei circa 31 milioni di euro più bonus, tuttavia, questo rappresenta solo l'80% del profitto, poiché il club olandese ha mantenuto una partecipazione del 20% nei futuri diritti di rivendita del giocatore nel 2023. Il difensore olandese dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2030, del valore di 2,5 milioni di euro netti nella prima stagione, che saliranno a 3 milioni di euro nell'ultimo anno. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon nome per la nostra squadra. Voglio sapere la tua opinione nei commenti. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!